C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Visto che meglio di prima sia pur Buonasera. Buonasera, ben arrivata. Benvenuti. Buonasera. Ci vediamo a Via Buonasera. Veneto. Grazie. Prefetto, Eccoci qua. la ringrazio per essere qui e per aver risposto al mio invito a rispondere a qualche domanda della trasmissione Ci vediamo a Via Veneto, che vuole anche vedere gli angoli delle notizie, gli angoli un po' nascosti. Per questo le faccio subito una premessa. È possibile che le faccia qualche domanda un po' scomoda, però insomma a lei, prefetto, la scelta se rispondere o meno. Che non siano imbarazzanti. Che non siano imbarazzanti. Con mia moglie si contenga. Signora Tagliente, buonasera. Buonasera. E grazie di essere intervenuta. Grazie a lei. E questo vuole essere un salotto dove appunto due chiacchiere, al di là della figura istituzionale che pur insomma è presente e lo è sempre in tutte le occasioni, insomma vuole essere un attimo di un caffè, il tempo di un caffè. Lei è considerato un funzionario tosto, addirittura il giornalista del Corriere della Sera, Gasparetti, lo ha definito il prefetto di ferro ma dal cuore d'oro. Più il cuore d'oro. Perché? Ma Marco Gasperetti ha assistito alla gestione della piena dell'Arno ed ha assistito alla gestione di quella emergenza e poi probabilmente ha colto l'aspetto umano dell'istituzione del servizio di ascolto e sostegno per prevenire tragedie familiari originati da sofferenze economiche incolpevoli. E forse mettendo insieme questi due aspetti del rappresentante delle istituzioni ha voluto dare questa espressione, perché per la gestione dell'emergenza dell'Arno era necessario un pugno fermo e una determinazione molto forte. A proposito di pugno fermo, si dice che quando era questore di Roma il sindaco Alemanno, l'allora sindaco Alemanno, abbia provato più volte ad allontanarla. Cominciamo bene. È così? No, insomma. Una domanda di riserva. Allora, io ho sempre pensato che ho sempre apprezzato il sindaco che sa sdoppiare il momento dell'amministrazione dal momento politico. Io sono stato un questore che ha deciso di fare il questore a tutto tondo e il sindaco pro tempore forse mi considerava autoreferenziale. Tuttavia assicuro che io ho lasciato Roma dopo 2 anni, dopo aver fatto il questore con la stima, posso dire, del mio grande capo della polizia Antonio Manganelli e con 2 ministri, prima Maroni e poi Cancellieri, e di aver lasciato Roma quando ho deciso io di lasciare Roma. Ecco. Ha risposto e la ringrazio. Lei è il padre storico dei biglietti nominativi allo stadio della tessera del tifoso. Storica, memorabile. Come le è venuto in mente? Ma intanto la tessera del tifoso nasce come carta del tifoso, carta dei diritti del tifoso, e nasce dall'esigenza di evitare che i tifosi prendessero, le opposte tifoserie prendessero lo stesso treno e che si fermassero alla stessa area di servizio dell'autogrill. Quindi nasce dall'idea di far praticare uno sconto del 40%, più o meno, 30, 40, se non 50, se una tifoseria prendeva un treno piuttosto che un altro o che si fermasse ad una stazione
ad un'area di servizio piuttosto che a un'altra. Quindi nasce come diritto, come un'opportunità importante per i tifosi, poi nel tempo è stata travisata, la comunicazione non è stata quella più opportuna e quindi si è trasformata da carta del tifoso a tessera del tifoso, tanto odiata al punto che ci sono state manifestazioni di intemperanza. A proposito di stadio, è vero oppure è insomma, che lei ha dato da bere agli hooligans? No. È la verità o no? Non è che ho dato da bere io. Beh, insomma. Diciamo che abbiamo immaginato una soluzione per conciliare le esigenze della città, delle tifoserie e degli operatori economici, introducendo il principio della somministrazione assistita alla vigilia di un incontro importante con Fiorentina-Liverpool, prevedendo l'arrivo di questi tifosi. Dopo aver contattato Fabio Splendore, un giornalista del Corriere dello Sport, dal quale mi sono fatto dare il nome del referente degli hooligans, ho scritto una lettera e ho detto che vi serve? E quello mi ha risposto: vogliamo bere. Mi ha spiegato in questa lettera perché. Io ho detto: noi arriviamo a Pisa e ci fermiamo a Pisa, beviamo a Pisa, poi ci spostiamo col treno e arriviamo sì, era informato, cioè quando arriviamo tutti quanti che siamo già ubriachi, voi dovete portarci allo stadio. Beh, in pratica per quell'evento abbiamo organizzato una fan zone e oltre a togliere le reti delle cosiddette gabbie del settore ospiti, abbiamo consentito di far somministrare le bevande alcoliche anche alle pizzerie, anche alle birrerie, anche ai ristoranti. E così si sono seduti, hanno bevuto. Io ricordo di aver gestito quella partita con 2 agenti, 2 operatori di polizia per ciascuno dei varchi, e la polizia era lontano dallo stadio. No, 2 agenti o carabinieri per ciascuno dei varchi, ma sono sempre ma il reparto antisommossa è stato in città a distanza dallo stadio ed è stato un successo. Ed è stato un successo perché anche le tifoserie più intemperanti con il dialogo possono essere educati al rispetto. Non è una leggenda metropolitana. No, non è una leggenda metropolitana, ma va letta. È stata una gestione, ma poi l'abbiamo ripetuto importante. Perché questa storia della somministrazione assistita è stata condivisa con le associazioni delle categorie economiche. Ricordo che con Aldo Cursaro di Firenze abbiamo portato avanti poi ancora altre volte questo progetto. Poi naturalmente io ho cambiato sede, non so se ancora può essere praticato da qualche parte. Ho una domanda per la signora Tagliente, ma torniamo subito, pochi secondi e ritorniamo qui. Eccoci tornati. Signora Tagliente, l'unica domanda che posso farle è se è stato difficile crescere 2 figlie e stare accanto a un uomo delle istituzioni che, insomma, prima questore di Roma, poi e di Firenze, poi prefetto, insomma... Sì, ha avuto una carriera sempre in crescendo. Esatto. E quindi... Ma devo dire che mio marito fin dall'inizio ha sempre svolto la sua attività, non un lavoro, come una vocazione. Quindi la famiglia veniva sempre, tutte le esigenze della famiglia venivano in un secondo momento, prima il lavoro e poi di conseguenza gli imprevisti erano all'ordine del giorno. Poi consideri che noi abbiamo vissuto in modo molto sofferto il periodo del terrorismo. E quindi è stato che lì, oltre alle difficoltà che ci possono essere quotidiane, c'era proprio la paura fisica, sia per quanto aspettava mio marito, perché ogni volta che usciva era veramente un'ansia, tanto più che addirittura in quel periodo
alcune mogli dei colleghi mi avevano confidato che il suo nome era tra le liste uno degli obiettivi più da colpire, perché a quei tempi era comandante del nucleo volanti di Roma, per cui insomma era un obiettivo abbastanza Non è che verosimile. faceva, lo cercava, se per caso non rispondeva al cellulare cosa succedeva? No, A cellulare, casa no, per niente. la cosa più, in quel periodo il cellulare non c'era Ah, e giusto. quindi per me era un'ansia. Peggio! Telefonavo al centralino magari qualche Vedo volta, però Perfetto che sorride. Noi adesso Lei ne sa sorridiamo, qualcosa. sì. ma Anche per le figlie è stata un'apprensione, perché essendo in rischio insomma anche, mio marito, anche per noi dovevamo stare piuttosto attenti, quindi sia accompagnare le scuole, le bambine eccetera, quindi uscendo dall'ambito familiare e trasferendo quel periodo al clima che si viveva, era un clima, un periodo molto difficile, un Tensione. clima di paura. Dico solo questo, noi avevamo la scorta al mezzo che accompagnava gli ammogliati dopo, al termine del turno, spesso in alloggi collettivi, perché non andavano a casa, per non far conoscere l'itinerario e la sede di casa. Molti non avevano messo il nome dietro al portoncino di casa, molti mandavano le famiglie nei luoghi di residenza per motivi di sicurezza. È stato un periodo che, insomma, è stato un periodo difficile che è stato superato. Diciamo che abbiamo esorcizzato le paure e combattuto il terrorismo con una determinazione che oggi ci deve inorgoglire. Si dice che l'Italia ha il vanto di aver battuto il terrorismo con gli strumenti della democrazia, ma chi ha utilizzato quegli strumenti della democrazia sono quegli uomini che hanno combattuto in quegli anni, hanno sopravvissuto e le famiglie che hanno Grazie, supportato. perché è importante questo, perché sapere cosa c'è dietro. Sì. Insomma, la stato- famiglia era apprensione. Io poi in tra quei l'altro momenti. io ero ero un ufficiale, ma c'erano tantissime famiglie che vivevano questa condizione e io ritengo che sia doveroso rivolgere un pensiero di rispetto a queste però famiglie. ecco, devo dire una cosa, che mio marito, nonostante c'era questa che sicuramente temeva che in ogni angolo c'era il pericolo, quindi però in famiglia questa apprensione, questa cosa ha cercato sempre di Non di trasmetterla troppo. infatti il pericolo io l'ho saputo più dalle mogli degli altri colleghi, che c'era proprio un pericolo proprio sicuro. Anche da questo un po' il temperamento. Trasferire in famiglia le situazioni di lavoro Però, è antipatico, insomma, anche perché non risolvi il problema e trasferisci le ansie e le paure in un ambiente che deve vivere sereno. Lei è ritenuto il promotore dell'arresto in differita e insomma si è anche battuto per far sì che venisse accettato nell'istituto, nel nostro ordinamento. Perché ci teneva così tanto? Io sono stato sempre convinto che ha più efficacia deterrente l'inchiostro, un informativo di reato, una denuncia, che un manganello, una carica con i lacrimogeni. E l'istituto dell'arresto in flagranza differita serviva per evitare interventi nella flagranza del reato che potessero coinvolgere soggetti terzi, che avrebbe poi moltiplicato il dissenso e la conflittualità con le masse. Inchiostro al posto del manganello. Anche. L'inchiostro è più efficace dal punto di vista della deterrenza di quanto non lo sia una carica con manganellati o con lacrimogeni, perché l'arresto in flagranza differita è selettivo, va a colpire a freddo il responsabile e solo il responsabile del reato. Entro le 48 ore lo arresti. Si parla sempre di femminicidio. Lei ha sempre sostenuto che per curare, insomma, per intervenire
sulle vittime, aiutare le vittime, bisogna però intervenire anche sui carnefici. Curare addirittura. Curare. Beh, non sono molti. Ci spiega un pochino perché non è po' complessa. Non è molto situazione. accettata questa ipotesi No, della però cura, potrebbe perché molti... essere una soluzione, nel senso... Allora, se a distanza di 10 anni della prima legge antiviolenza e a quella ancora più incisiva del 2013, ancora oggi, nonostante arresti, attività, comunicazione, registriamo tanti casi di violenza nei confronti delle donne, penso che sia necessario fare una riflessione e capire perché periodicamente uno deve fare un punto di situazione e vedere i punti di forza e le criticità. Le criticità quindi ci sono. E le criticità, a mio avviso, ora in una trasmissione, in una chiacchierata così, va riassunto, vanno ricondotte alla formazione di tutti i soggetti chiamati a gestire la vittima di un reato di quel tipo, dall'operatore di polizia all'operatore sanitario all'operatore della giustizia, e a un diverso approccio, perché io devo andare a vedere il maltrattante, il carnefice, sta bene con la testa? Perché se non sta bene, finché non risolvo quel problema, non ho risolto il problema della vittima. Quindi se voglio proteggere la vittima devo intervenire sull'autore. Di nuovo sugli stati, perché ha fatto delle cose un po' particolari, straordinarie. Ricordo un derby Roma-Lazio in cui lei addirittura ha portato 5.000 bambini sugli spalti, insomma una cosa un po'... E ne vado orgoglioso. Devo dire che devo ringraziare un grande responsabile della sicurezza degli stadi, Carlo Feliziani della Roma, che per prendere delle decisioni importanti nella gestione di eventi complessi è necessario avere una squadra, e la squadra si costruisce aiutando anche la comparsa a diventare attore protagonista. Quando hai una squadra di attori protagonisti puoi affrontare qualunque situazione, e quindi portare 5.000 bambini sugli spalti in un derby serale che hanno occupato la Tribuna Tevere per me è stato addirittura naturale, perché io incominciavo a contare i bambini che entravano allo stadio e non gli uomini che impegnavo allo stadio o i lacrimogeni che venivano sparati. Se si vuole risolvere il problema della violenza è necessario un metodo edonistico, del premio e del castigo, della frusta e della carota, dell'attenzione massima nei confronti delle persone che meritano rispetto e rigore estremo nei confronti di chi si pone contro, è una comunicazione capace di rassicurare. E quale migliore comunicazione che vedere i bambini sugli spalti e parlarne dei bambini? Nei report io facevo scrivere tutte le sere quanti bambini erano entrati sugli spalti e facevamo un comunicato stampa. Per 2 anni a Roma, dal 2010 al 2012, è storia, non ci sono stati incidenti allo stadio. Al prefetto Tagliente. E la signora. Alla squadra che ha consentito i successi e a questa trasmissione. Grazie, prefetto. Congratulazioni, Chiara. Grazie.